Si avvicina la settimana del picco e questo weekend sarà determinante per capire l'evoluzione del contagio. Le parole di Zaia, che ha anche chiesto ai veneti di non comprare cose inutili online. Lotta al virus, oltre 80.000 tamponi eseguiti, 24.000 dei quali al personale sanitario, ma il materiale per i test scarseggia. Intanto c'è l'ok alla somministrazione a domicilio del farmaco contro la malaria. Circolare della regione sulle restrizioni dei 200 metri per spostarsi di casa. Arrivano le annunciate deroghe. Per il governatore del Veneto un 52esimo compleanno particolare, non è il momento migliore per festeggiare, dice, brinderemo con prosecco. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est. Ci sono dei problemi nei titoli di apertura, ma ovviamente siamo sempre sul fronte dell'emergenza coronavirus, sempre con i dati aggiornati, in attesa che arrivi anche il bollettino ufficiale della Regione del Veneto, il secondo report. Stando ai dati di questa mattina diramati verso le 7:30, siamo a circa 7.500 casi, 7.497 per l'esattezza, 295 in più rispetto all'ultimo report, quello di ieri sera. Sono circa 19.000 i soggetti in isolamento volontario, 5 i decessi che si sono registrati la notte scorsa, tutti negli ospedali della provincia di Verona. Per quanto concerne le terapie intensive, i posti letto occupati sono 338, 2 in più rispetto al precedente bollettino ufficiale, ma come vi dicevo siamo in attesa del nuovo report della Regione del Veneto che dovrebbe arrivare fra pochi minuti. Intanto quella di oggi è stata l'ennesima giornata di emergenza sanitaria. Su questa è tornato il governatore Zaia dicendo che nei prossimi giorni ci sarà una nuova crescita, i prossimi giorni saranno cruciali, ma sentiamo le parole dello stesso Zaia. La prossima settimana sarà una settimana impegnativa. Siamo fortemente preoccupati per quello che sta accadendo a Verona. Abbiamo le terapie intensive che sono assolutamente sotto tensione. Stiamo allestendo ancora postazioni. Questa l'istantanea scattata alla sanità veneta, che così si sta preparando a quella che secondo i modelli potrebbe essere la settimana del picco. Cruciale per l'andamento della curva del contagio sarà anche il nuovo weekend di restrizioni. Stiamo affrontando un fine settimana, spero che sia un fine settimana determinante per una svolta. Un altro weekend di restrizioni secondo me ci paga sul modello che stiamo seguendo. E quindi è cruciale che io, guardate, ve lo dico sinceramente, spero piova. Non si dovrebbe dire così, ma se piove e fa freddo siamo almeno un po' più motivati a non star fuori. Restrizioni che permangono con delle deroghe indicate tassativamente da una circolare esplicativa del Dipartimento regionale di prevenzione adottata in queste ore. Che va a diciamo così, indicare bene le uscite o gli spostamenti delle persone con grave disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico e patologie psichiatriche ad elevata necessità di supporto. Quindi questa categoria non solo lo spettro dell'autismo, ma anche la disabilità grave, quindi patologie legate appunto a crisi comportamentali. Rispettare i decreti quindi resta l'imperativo, così come l'invito a essere responsabili nei confronti di chi lavora nei servizi essenziali. I corrieri mi pregano di fare un appello, lo faccio volentieri. Mi dicono: noi siamo sempre al fronte, siamo per le case, per le aziende a consegnare pacchi. E i corrieri sapete cosa mi scrivono? Magari in questo momento evitate di comprare cazzate, la custodia del telefonino, le monate varie. Connessa alla questione degli spostamenti c'è il nodo privacy, su questo Zaia è netto. Qualcuno dice: ma tu sbagli a dire che ci vorrebbe una sospensione della privacy. No, io ve lo confermo, ma non intesa come ascoltare le telefonate di qualcuno o farci i cazzi degli altri, ma semplicemente per i tracciati e per vedere gli spostamenti nel momento in cui una persona è positiva, deve restare a casa. Il mio appello al governo è che si adottino le intelligenze artificiali. Abbiamo droni che sono in grado di vedere e leggere la temperatura corporea della gente che gira per strada.
sarà fantascienza, è semplicemente un termometro usato in maniera diversa, è un termoscanner, no? Ennesimo appello che arriva nell'ennesima giornata in trincea, la prima da neo 52enne per Zaia, con gli auguri di compleanno dei giornalisti. Non è il modo migliore per festeggiare il compleanno, però insomma, sapete che avanzate tutti un bicchiere di prosecco e noi ne abbiamo tanto di prosecco, per cui non abbiamo problemi. Intanto in queste ore è arrivato anche il via libera alla sperimentazione di un nuovo farmaco, quello contro la malaria, un farmaco che potrebbe andare a incidere sulla cura iniziale del virus. Stiamo facendo in casa, dice Zaia, per quanto concerne invece i tamponi. Che AIFA ha dato l'ok, quindi in questo momento è riunito il nostro comitato tecnico-scientifico per la cura domiciliare, l'infusione domiciliare della idroclorochidina, insomma l'antimalarico, che se riusciamo a somministrarlo in casa nelle prime fasi potrebbe aiutarci ancora di più nella cura dei pazienti. Dopo il giapponese Avigan, ecco la nuova sperimentazione approvata dall'Agenzia del Farmaco e pronta a partire in Veneto. Si tratta di un antimalarico già usato in altri paesi. Altro capitolo ovviamente connesso, quello della prevenzione, in poche parole i tamponi. 84.000 quelli effettuati fin qui, record mondiale secondo la regione, con una media di positivi pari al 9,6%. Degli 84.000, 27.436 sono stati effettuati sul personale sanitario. Vi dico che la situazione è sempre più in salita perché mancano i reagenti, mancano i kit, manca tutto, dobbiamo farci in casa tutto. Adesso abbiamo comprato, finalmente è arrivata una macchina dall'Olanda che dovrebbe fare 7.000 tamponi al giorno, speriamo di poterne concludere un altro affare e portarne a casa un'altra che installeremo a Verona, all'azienda ospedaliera di Verona, perché il nostro target è fare 20.000 tamponi al giorno. E continuiamo a perseguire questo target. Quanto ai tamponi sul personale sociosanitario sembrano esserci più certezze. Abbiamo nel giro, io spero di qualche giorno, perché mi hanno detto 10 giorni da sabato scorso, quindi vuol dire mercoledì prossimo, l'arrivo di 100.000 test rapidi. E parlando di personale, sono 564 i nuovi assunti, 123 medici, 239 infermieri e 156 operatori sociosanitari, dati comunque provvisori e destinati a crescere. Nuova linfa anche per le case di riposo, epicentri dell'emergenza. Purtroppo questo virus verrà ricordato come il virus delle case di riposo, perché così è accaduto in Lombardia, così sta accadendo in Veneto, così accade in Friuli Venezia Giulia, in Emilia Romagna, insomma in Piemonte. È il virus che colpisce fra l'altro le persone più deboli. E nella giornata dei numeri ufficiali arriva anche un'apertura non scontata, visto che la gestione ha pesanti ricadute per le casse regionali. Stiamo valutando la sostenibilità rispetto al bilancio che esentasse anche di prorogare il bollo auto. Emergenza sanitaria che è anche emergenza economica per l'assessore regionale all'istruzione e al lavoro Elena Donazzan. Dobbiamo essere pronti a dotare le aziende e i luoghi di lavoro di tutti i dispositivi di protezione e sicurezza per i lavoratori che oggi scarseggiano. Lo dice alla luce delle tante aziende che stanno riconvertendo la loro produzione in mascherine. L'unità regionale di crisi aziendali al momento sta infatti assistendo oltre un centinaio di aziende per la produzione in emergenza di mascherine chirurgiche. Questo in stretto raccordo, dice Donazzan, con il tavolo della moda regionale al quale partecipano Confindustria Veneto, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, CNA e l'ITS Academy Cosmo. Ma sentivate prima il presidente Zaia, sorvegliate speciali sono le case di riposo, una in particolare nel veronese a Villa Bartolomea registra 8 nuovi decessi. Vediamo. Sale a 15 il numero degli anziani deceduti nella casa di riposo di Villa Bartolomea. Nella notte infatti sono spirati altri 7 anziani che si aggiungono agli 8 che erano deceduti nei giorni scorsi. Il dato è stato rilevato questo pomeriggio. A questo si somma la positività di 12 operatori su 40 che lavorano nella struttura e altri 36 ospiti positivi su una 60 di persone in totale. Ho chiesto al prefetto di inviarci operatori della Croce Rossa e in ultima istanza l'Esercito, ha detto il sindaco Andrea Tuzza.
l'ULSS. Il problema ora è gestire la situazione di assistenza per gli ospiti rimasti. Facciamo fatica anche a dare loro da mangiare. Intanto l'ULSS 9 ha predisposto un servizio di supporto psicologico per sostenere gli operatori sanitari e amministrativi. Tutti i pomeriggi a fine turno viene garantito agli operatori del reparto di area Covid dell'ospedale di San Bonifacio un'attività di sostegno psicologico di gruppo. Tutto ciò per aiutare gli operatori ad elaborare e ridurre l'impatto emotivo di quanto tragicamente vivono quotidianamente in corsia. E la situazione continua a rimanere critica in casa di riposo a Merlara, tanto che il sindaco Corradin continua ad auspicare l'arrivo degli infermieri dell'esercito. Non bene perché è venuto mancare un altro che era ricoverato all'ospedale, purtroppo, e siamo arrivati a 17, non uno. Un bollettino di guerra, triste, quello che ogni giorno racconta Claudia Corradin, sindaco di Merlara. Gli ospiti nella casa di riposo sono 51 adesso, 4 sono in ospedale, 17 sono morti. Nel centro del paese questo istituto è sempre stato un piccolo fiore all'occhiello. Adesso si piangono le vite di persone che hanno costruito giorno dopo giorno questo territorio. La speranza è affidata all'esercito. Si attende l'arrivo di personale sanitario garantito dal prefetto che non ha ancora saputo dare tempi certi. Aiuto importante che noi riteniamo molto importante, non solo per dare il cambio agli operatori che ormai sono stremati, sempre gli stessi dal 7 di questo mese in servizio continuo a garantire i turni, ma soprattutto perché più persone potrebbero aiutare ad alleviare un po' le sofferenze di questi anziani, accudendoli con un po' più di amore. Pochi gli operatori in servizio che corrono per le necessità di 51 anziani che hanno deciso di non mangiare più. Un dramma per la comunità che sente mancare nonni, fratelli, sorelle, padri, madri, amici. E alle difficoltà si aggiungono anche quelle economiche. 17 persone sono morte, un quarto di quelle presenti in struttura prima dell'emergenza. Ma prima di tutto vengono loro, gli anziani rimasti. Per questo da Merlara parte un appello perché i tamponi sugli operatori che potrebbero rientrare in servizio dopo l'isolamento siano fatti al più presto. Adesso bisogna ritornare a fare il tampone a chi è caso da 15 giorni e se è negativo potrebbe riprendere il servizio. Purtroppo i tempi dei tamponi sono stati contingentati, i numeri e i tempi sono divisi tra gli ospiti per individuare chi è ritornato negativo e quindi separarlo da chi è ancora positivo e il personale che è ancora a casa e che ha bisogno di ritornare in servizio. Rimaniamo nel Padovano ma andiamo a Montegrotto dove nei prossimi giorni potrebbe entrare in servizio a sostegno dell'ULSS 6 l'ex ministro Chiange. Il Ministero l'ha chiamata USCA, Unità Speciale di Continuità Assistenziale, medici incaricati da ogni singola ULSS di monitorare a domicilio l'andamento dei pazienti Covid-19. Il bando di Azienda Zero relativo si è chiuso e tra i 38 medici partecipanti un nome che non è passato inosservato, quello di Cécile Kyenge, 55 anni, ex ministro dell'integrazione nel governo Letta ed ex eurodeputato italiano eletto tra l'altro anche in Veneto, medico chirurgo. Dal Belgio, dove vive, Cécile Kyenge entrerà in servizio nel distretto 2 di Montegrotto dell'ULSS, dove ha fatto richiesta come altri 4 colleghi. La conferma arriva dallo staff dell'ex ministro. L'incarico durerà per 3 mesi, prorogabili di altri 3 fino alla fine dell'emergenza. Ora parliamo di scuola, sono più che reali le voci che darebbero la scuola chiusa definitivamente, l'anno potrebbe essere già finito per i ragazzi, intanto sulla maturità il ministro Azzolina a breve darà nuove indicazioni. Le scuole assembrano 9 milioni di persone in luoghi ristretti, quindi quando saremo alla chiusura del tunnel, all'uscita del tunnel, le scuole saranno fra le ultime situazioni a tornare alla normalità. Dunque, già in una nota precedente del capo dipartimento si prefigurava fra le righe che
potrebbe finire qui o al massimo esserci un rientro di 1 o 2 settimane. E il ministro in qualche modo lo ha detto più esplicitamente. È stato detto tra le righe agli addetti ai lavori, ma che gli studenti possano non tornare più in classe potrebbe diventare una realtà, salvo una brusca frenata dei contagi da Covid-19 che farebbe presumere un ritorno dopo Pasqua. Lo stesso presidente Zaia oggi ha suggerito che si tratta di uno scenario più che probabile. Qualcuno mi chiede ma quando apriranno le scuole? Beh, forse non apriranno più le scuole, nel senso che si finirà l'anno scolastico. La vedo dura con questi numeri mettere a repentaglio la salute dei ragazzi e soprattutto creare un popolo di contagiatori. Gianni Maddalona, capo dell'Associazione Nazionale dei Presidi di Treviso e Belluno, aggiunge che un rientro a poche settimane dalla chiusura tra l'altro non avrebbe alcun senso, anzi potrebbe essere controproducente. Tornare in aula per 1 o 2 settimane con l'ansia di oddio come recupero 8 settimane perse, forse è perfino peggio che fare seriamente un'attività a distanza e una valutazione ponderata e commisurata alle condizioni a distanza. Valutazione a distanza e scrutini virtuali, la scuola deve prepararsi a questo. Intanto l'assessore regionale Elena Donazzana si dice pronta a riprogrammare gli ultimi bandi del programma Veneto in Azione per incrementare le abilità dei docenti nell'utilizzo delle metodologie di formazione a distanza, utilizzando piattaforme come Suite di Google o altre di semplice utilizzo. Poi la palla passerà ai genitori, che dovranno essere dotati dell'adeguata tecnologia e che in molti casi dovranno avere a che fare con la didattica di più figli e dunque più programmi. Per i maturandi il ministro Azzolina promette nuove informazioni tra pochi giorni. Per tutti gli altri sarà necessario prevedere un momento di recupero a settembre. I ragazzi non di anno terminale evidentemente avranno un dispiegamento di recupero. Immagino senz'altro i primi 15 giorni di settembre, quindi con un rientro a scuola anticipato. E a proposito di com'è cambiata la scuola ai tempi del coronavirus, vediamo cosa succede a Belluno in questo servizio di Tiziana Bolognani. Buongiorno bimbe! Buongiorno, allora, oggi facciamo un po' di italiano, un po' di inglese per te e forse scienze, matematica. Quarta settimana di lezione a distanza per gli alunni delle scuole Gabelli di Belluno dall'inizio dell'emergenza coronavirus. A casa Campolo la routine indispensabile per mantenere il ritmo prevede solo un ritardo di mezz'ora nella sveglia quotidiana e subito dopo la colazione e l'igiene personale le bambine sono pronte per affrontare una nuova giornata di scuola. Pronto per partire. Ascolta le parole della strega, pensa e poi dice: allora, se hai veramente bisogno di me, dovrei dargli un gelato ogni giorno e per dormire ho bisogno di uno spazio più grande. La scuola ha messo a disposizione un sito internet dove settimanalmente vengono inseriti i materiali didattici e le spiegazioni di ogni maestra per ogni materia rispetto a cosa devono fare i bambini e qualche aiuto, anche qualche ausilio per noi genitori. Alla fine della settimana i genitori caricano sul sito tutti i lavori fatti dagli alunni e nel giro di qualche ora arrivano correzioni e indicazioni per la settimana successiva e così le giornate sono scandite da lezioni puntuali che si protraggono per almeno 4 ore. Questo ci ha aiutato molto a superare la delusione di non essere a scuola e offre delle sicurezze anche ai bambini, perché sanno che tutti i giorni la scuola è vicino a loro. Per i genitori senza dubbio un modo per apprezzare ancora di più la scuola e le insegnanti. Devo dire che mai come in questa fase riusciamo ad apprezzare la capacità, la qualità, la professionalità delle insegnanti, perché le nostre bambine vanno alle elementari, frequentano i Gabelli e per quanto noi abbiamo nozioni di italiano, matematica, lezioni di base di storia e geografia, però capiamo quanta professionalità poi mettono le insegnanti, le maestre nel trasferimento delle nozioni, delle informazioni.
Intanto oggi dall'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni, è partita una proposta, quella di tenere bandiera a mezz'asta e osservare un minuto di silenzio a mezzogiorno il 31 di marzo, questo in segno di lutto e di solidarietà, di lutto nei confronti delle vittime del coronavirus e di solidarietà invece nei confronti degli operatori socio-sanitari. Questa è l'iniziativa dell'ANCI. Adesso per noi c'è un break pubblicitario, a dopo. Di nuovo in studio per parlare dell'emergenza coronavirus e degli effetti pesantissimi sul turismo, soprattutto sul turismo delle spiagge. 80.000 i lavoratori stagionali coinvolti, lo ha confermato oggi nel corso della nostra diretta il presidente della Federalberghi. Il problema sanitario veneto italiano non è risolto, quindi abbiamo perso la Pasqua, abbiamo perso il mese di maggio e buona parte del mese di giugno. Il panorama che ci si presenta davanti è apriremo forse a agosto, apriremo con la clientela solo italiana, perché il rischio che a noi a nostra volta chiudiamo i confini è serio, perché è inutile che usciamo noi con enormi sacrifici dal virus e poi rischiamo di rimportarcelo via ospiti eventuali delle strutture alberghiere, di villaggi, vacanze, eccetera. E quindi solo la clientela italiana, ma io mi domando anche gli italiani che per le spiagge, per esempio, rappresentano per le spiagge il lago di Garda, rappresentano percentuali del 40%, non oltre. Ecco, questi italiani quanti soldi avranno in tasca a agosto e settembre? Il pensiero però, se mi consente, principale in questo momento, stiamo lavorando cercando di coinvolgere anche i sindacati, è quello dei dipendenti stagionali. Quella dei dipendenti stagionali è una categoria di lavoratori che, con mio grande disappunto, vedo sempre considerata dalla politica come una categoria di serie B, non dalla politica regionale, devo dire, perché l'assessore Donazzan sta rispondendo ed è preoccupata come e quanto noi per questa situazione, ma dalla politica nazionale, come se lo stagionale fosse appunto un dipendente di serie B. I nostri stagionali è gente che vive dello stipendio che prende nei 4 mesi, se non prenderà questo stipendio, ripeto, 500.000 in tutta Italia, ma almeno 80.000 nel solo Veneto. Non è ancora presa nessuna decisione, però l'orientamento va verso la chiusura, la non apertura quantomeno di moltissime strutture. E tra i settori da sostenere c'è anche l'emittenza locale. Dalla tempesta Vaia all'acqua granda di Venezia, dai problemi quotidiani del territorio all'emergenza coronavirus, l'emittenza locale è sempre in prima linea per informare, aggiornare i cittadini, pronti a documentare quanto accade in maniera responsabile e obiettiva. È un tema molto importante perché sappiamo che adesso con la chiusura della maggior parte delle aziende viene a mancare la pubblicità e quindi quell'introito importante che consente alle TV e alle radio di continuare a lavorare. Informazione locale che oggi, come altre attività di impresa, necessita di un supporto. È un servizio fondamentale perché è un servizio che si fa sempre in prossimità del territorio, quindi con grande capillarità ed è molto ascoltato ed è proprio in difesa del pluralismo dell'informazione. L'emittenza locale come baluardo della pluralità dell'informazione e della sua capillarità è su questa base che la senatrice vicentina Daniela Sbrollini ha presentato in queste ore un emendamento al decreto Cura Italia affinché il suo valore e quello dei tanti giornalisti che vi lavorano venga riconosciuto e supportato. Ho pensato ad un fondo di emergenza per le emittenti e le radio locali che possa consentire da una parte di accedere alla cassa integrazione e dall'altra parte di avere una copertura finanziaria che possa consentire all'informazione locale di continuare a vivere sapendo che oggi sono in gravi difficoltà. Ed era un volto televisivo molto noto quello di Gianni Secco, voce e volto dei Belumat. Ehi là, ben arrivati a Europa in Zattera, buona domenica, sì, sono qua oggi in una puntata tremenda, sono pieni di ospiti, che belli che le sera qua a Rio Ciacolar,
Iniziava sempre con un sorriso e tanta voglia di vivere Gianni Secco, che dopo una lunga battaglia si è spento all'età di 74 anni. Una figura davvero straordinaria la sua per la valorizzazione della tradizione dell'immigrazione veneta in Brasile, ma anche per il salvataggio dei carnevali di montagna e delle loro maschere, della tradizione mondiale dei presepi che aveva concretizzato in una collezione unica nel suo genere. Qui lo vediamo in una delle prime puntate di Europa in Zattera, agli esordi televisivi ad Antena 3, negli storici e angusti studi di Via Pisa, dove davvero con poco aveva subito conquistato il cuore dei telespettatori. E dopo avevamo tutti i nostri amici che con noi altri gli ha fatto quella bellissima rassegna del Salado Nostran 1991. Ora avevamo l'assessore del comune di Valdoviane Giorgio Bellini e avevamo i vincitori, cioè quelli che arrivavano prima davanti a quegli altri in questo gioco come quelli che avevamo fatto sul salame, che ha una sua importanza. Avevamo Valerio Vanzin, avevamo Aldo Forner e Ilario Segat. Con Joseph Fornasier nel 72 aveva fondato i Bellumat e in quasi 35 anni di carriera Gianni e Giorgio hanno composto un centinaio di canti in lingua bellunese che fanno parte della tradizione musicale folcloristica della Val Belluna e di tutto il Veneto. Dopo Zattera, Gianni Secco inventa Amarenda coi Bellumat. Eccoci qua, tornati, noi giremo, femo, guardiamo, anche perché vede che siamo interessati al prodotto, capisci tu? Cioè, fa pubblicità al prodotto, ma noi mangiamo. Semplice nella comunicazione quando profondo conoscitore e studioso della nostra terra e delle nostre genti, Gianni era presidente di diverse associazioni. E l'ultimo pensiero è Gianni che lo dedica a noi. L'intervista è di 11 anni fa, ma la riflessione è più attuale che mai. Ciao Gianni, grazie per quanto ci hai dato. Trovare la giusta via di mezzo tra il benessere e la gestione intelligente della vita non è facile, perché tutto il sistema in cui è basato sul consumismo e tutto il par basato su convincere le persone a cambiare continuamente idee per poter in qualche maniera comprare beni. Se si compresse tempo a disposizione per le relazioni sarebbe una gran bella roba, ma quelli rende poco, ora nessuno gli è interessato. Questo era Gianni Secco, è tutto per questa edizione regionale, adesso per noi ci sono le previsioni del tempo, buona serata. Bentrovati al meteo. Pressione in temporaneo aumento. Sabato 28 marzo il tempo sarà più stabile e il clima decisamente più mite. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo condizioni di bel tempo, sarà infatti ampiamente soleggiato con cielo che si presenterà al massimo poco nuvoloso, venti più deboli e da direzioni variabili. Temperature in aumento più in linea con la media stagionale, minime comprese tra 1 e 6 gradi, massime invece tra 15 e 19 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, stessa situazione, anche qui sole prevalente e precipitazioni assenti. Temperature in ripresa, minime tra 5 e 8 gradi, massime sui 16-18 gradi all'incirca. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato ovunque, solo con locali addensamenti ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 4 e 6 gradi, massime sui 18-19 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.